Mirko Di Gerone, 3 punti davvero importanti, dal 3-0 il Grosseto si è fatto sotto e in fondo c'è questa recriminazione da parte loro di questo 3-3 a 9 secondi dalla fine non convalidato dall'arbitro del Chelsea. Io ho appena rivisto le immagini, effettivamente è stato deviato col patino, quindi il gol non era regolare, ma al di là di questo che non mi interessa, cioè più di tanto mi interessa più analizzare la partita. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, buono, ordinati, abbiamo rischiato qualcosina, ma è normale perché comunque hanno anche loro dei giocatori pericolosi, abbastanza tipo Saavedra, comunque dei giocatori tecnici che ci hanno creato qualche problemino, però non ci è piaciuto, dico non ci è piaciuto perché anche ai ragazzi non è piaciuto l'atteggiamento che abbiamo avuto nel secondo tempo. Siamo stati frettolosi, abbiamo giocato un po' a livello, diciamo così, un po' troppo egoistico, ma non tanto sulle conclusioni, ma anche su certe scelte abbiamo sbagliato parecchio. Alla fine abbiamo subito il gol su rigore e da lì in poi è subentrata tensione, la paura di perdere le redini della partita e dopo sinceramente quando ci sono delle occasioni di contropiede limpide come abbiamo avuto noi per chiudere la partita bisogna chiuderla, altrimenti rimane un po', no, il Viareggio un pochettino incompiuto degli ultimi anni. Se vogliamo fare il salto di qualità queste cose qua vanno migliorate da subito. Anche perché sabato a Valdagno bisogna andarci, diciamo, con un alto piglio, no? Assolutamente, il Valdagno, con tutto il rispetto per il Grosseto, è una squadra molto più attrezzata, con ritmi molto più alti, con una panchina più lunga, quindi lì dobbiamo subito resettare questa partita. Ci teniamo i 3 punti perché prima di campionato i 3 punti sono importanti per rompere il ghiaccio, come si suol dire, però dobbiamo avere un atteggiamento diverso a livello proprio di mentalità soprattutto, perché è normale che certi meccanismi non funzionino ancora alla perfezione, sia in fase d'attacco sia in fase difensiva, però certi atteggiamenti, certe situazioni vengono proprio da un atteggiamento proprio mentale.